Ci troviamo al Museo del Carretto Siciliano Gullotti. Il carretto siciliano, icona folcloristica per eccellenza della Sicilia, è da sempre stato adibito a mezzo di trasporto tramite trainazione equina, e questo fino alla metà del XX secolo. Ma naturalmente oggi il carretto siciliano non è più un mezzo di trasporto, ma è un mezzo di cultura, perché in essi potete notare la rappresentazione storica, culturale e religiosa della nostra Sicilia. Accanto a me Alfredo Gullotti, il responsabile del museo, a cui voglio chiedere da cosa nasce questa passione. Salve a tutti, questa passione nasce da una passione ereditaria, perché mio bisnonno era carrettiere, mio nonno che a luglio compie 84 anni era carrettiere, e mio padre, crescendo appunto in una famiglia di carrettieri, ha avuto questa passione per i carretti e quindi ha incominciato a collezionarli. E noi in questo museo, a parte avere appunto il carretto siciliano in sé come mezzo, abbiamo la fortuna di avere tutti i particolari del carretto, quindi tutti gli accessori che vanno messi sul carretto, come il lume, l'ombrello però chiamato paracqua, non chiamarlo mai ombrello, un carrettiere si nervosisce. Poi abbiamo la coffa che serviva per dare a mangiare a cavallo, il bacile che serviva per dare da bere al cavallo, e poi in quel carretto abbiamo il fiasco che portava il vino e bummolo per l'acqua, perché sono differenti. Quali artigiani costruivano il carretto? Allora, per costruire un carretto servono 4 artigiani: serve lo scultore, che appunto lavora in legno, il pittore che ovviamente lo pittura in pittura d'olio, e il mastro ferraio che fa tutte le ferrature per legare ovviamente il carretto, e il maestro carratore che è colui che alla fine lo assembla tutto. Ogni parte del carretto ovviamente ha il suo nome, come possiamo vedere le sponde laterali si chiamano mascillari e prendono il nome dalla mascella, ovviamente laterale, mascillare. Poi abbiamo il portello, che è il portellone dell'auto, quindi il portello. Poi abbiamo il fuso, che è tutto l'asse che tiene le ruote. Sopra il fuso abbiamo la cascia di fuso, che ha una parte, il ferro principale che serve per legare il carretto. Il resto, che è tutto ferro battuto, serve solo e esclusivamente a livello decorativo. Quindi qui la pazzia, del siciliano, che voleva andare oltre. Cioè ci sono parti del carretto che non sono più strutturali, ma sono solo e esclusivamente decorative. Da qui il carretto siciliano, perché se tu vai in Francia e vedi un carrettino siciliano fai 2 domande: o qui c'è stato un siciliano o un francese è stato in Sicilia, perché è un simbolo nel mondo.